comandante ieri, la fiducia che mi passa. Che offesa, no? E se si offende non mi salvo più. Anzi, non voglio più il suo saluto, presidiamo. Oggi a Messina corrono 8, e 8 è 8-8-0-8. Iniziano le Olimpiadi, ce l'hanno a festeggiare, no? Il signor Maurizio, non lo dirà nessuno. Devono buttare la democrazia alla Cina, così finirebbe di esistere la Cina. Sento una bomba d'oro del chiaro, ma mazza. Vincenzo, che cosa stiamo spedendo oggi? Niente, stiamo scrivendo un esposto contro il procuratore della Repubblica di Messina, Croce Luigi, che è stato per parecchie volte già querelato, Sua Eccellenza il Procuratore Generale della Repubblica di Reggio di Calabria e dal Procuratore della Repubblica di Catanzaro, per il reato di favoreggiamento continuato e aggravato in favore del malaffare messinese, nonché dei reati di calunnia, diffamazione, omissione continuata e aggravata di atti d'ufficio, finalizzata a favorire il malaffare messinese e assicurare ai responsabili di questo comitato di affari l'assoluta impunità. Oggi mi rivolgo all'onorevole Angelino Alfano, Ministro della Giustizia della Repubblica Italiana, in cui ho la massima fiducia perché invii negli uffici giudiziari di Messina, retti dal procuratore Croce, una verifica ispettiva per accertare come mai un dipendente della unità sanitaria locale 41 di Messina possa avere esercitato per 14 anni le funzioni di ufficiale sanitario del comune di Messina, mai rivestita, come risulta presso la prefettura, come documentato dal municipio di Messina, come risulta presso la Corte dei Conti regionale e come risulta presso l'assessorato regionale alla sanità. Questi fatti sono di inaudita ed eccezionale gravità che mettono alla gogna, oltre che l'ordine giudiziario, anche la Repubblica Italiana. Pertanto confido nell'urgente intervento dell'onorevole Ministro Angelino Alfano. Grazie.